L'acqua è fonte di vita, senza acqua non c'è vita. L'acqua costituisce pertanto un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile, dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti. Oggi sulla Terra più di 1.300.000 persone non hanno accesso all'acqua potabile. Si prevede che nel giro di pochi anni tale numero raggiungerà i 3 milioni. Il principale responsabile di tutto ciò è il modello neoliberista che ha prodotto un'enorme disuguaglianza nell'accesso all'acqua, generando oltretutto una sempre maggiore scarsità di quest'ultima a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema. E tuttavia la pressione ai diversi livelli, internazionale, nazionale e locale, finalizzate ad affermare la privatizzazione e l'affidamento al cosiddetto libero mercato della gestione delle risorse idriche, continua imperterrito a travalicare trasversalmente le diverse culture politiche e amministrative. Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume sempre più la caratteristica di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosi le responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future. Le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno creato il degrado della risorsa naturale e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane, oggi ne dicono che l'acqua è un bene prezioso e raro e che solo il suo valore economico può regolare e legittimare la distribuzione. Noi sappiamo che non è così. Dopo decenni di ubriacatura neoliberista, gli effetti della messa sul mercato del servizio pubblico e dell'acqua in particolare dimostra come solo una proprietà pubblica e un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possono garantire e tutelare la risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future. Questo era l'incipit della relazione della legge di iniziativa popolare che nel 2007 è stato depositato alla Camera dei Deputati. Da allora, con questa legge appunto si voleva una svolta radicale per far sì che l'acqua non diventasse una merce, perché il mercato, avere come mercato, come unico punto di riferimento per la sua gestione, ha provocato dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione del finanziamento per gli investimenti, diseconomicità della gestione, mancanza di trasparenza e di democrazia. Con quella legge, allora, ci si poneva l'obiettivo della tutela delle risorse e della qualità, e di ripubblicizzare il servizio idrico integrato e di gestirlo attraverso strumenti di democrazia partecipata. Come è stato già detto da qualcuno, da allora, dopo il referendum del 2011, con cui si è abrogato le leggi che portavano alla privatizzazione, si sarebbe dovuti andare dal passaggio da società private al settore pubblico. Inoltre, con la cancellazione della remunerazione del capitale investito, che doveva assolutamente sparire, si è passati invece, è nato un nuovo termine, è nata la voce oneri finanziari, con la stessa procedura con cui si era proceduto al cancellamento dei rimborsi elettorali e poi era stato introdotto in un modo diverso. È per questo che il Forum per i beni comuni aveva fatto ricorso direttamente al TAR, vincendolo. A promuovere l'iniziativa del passaggio alla gestione pubblica delle acque c'è stato il Forum Italiano del Movimento per l'Acqua, al quale aderiscono reti nazionali, enti locali e sindacati, e anche il Movimento 5 Stelle ha aderito nella campagna del 2011. Però, nonostante i 27 milioni di aventi diritto che hanno votato il referendum sulla privazione dell'acqua, grazie al quale l'acqua adesso può essere considerato un bene comune, pochi risultati ci sono stati fino ad oggi. Dopo questa introduzione, che sicuramente il consigliere Colautti taccerà di ideologica, vorrei dire cosa è successo anche qui a Trieste. A Trieste, dopo che il sindaco Cosolini ha partecipato a tutte le manifestazioni sull'acqua bene comune, c'è stata la svendita di Acegas APS e la fusione col gruppo ERA,
voluto dal PD e dal centro-sinistra, SEL compreso, che ha ovviamente dato una mazzata alla volontà popolare del referendum che voleva un servizio pubblico per la gestione dell'acqua. Per lavarsi la coscienza, dopo aver votato, come è stato detto, un'ulteriore cessione delle azioni all'Utilici Era, il 22 aprile 2014, alcuni consiglieri comunali di centro-sinistra, tra l'altro facenti parte del Forum per i beni comuni, presentavano una mozione che chiedesse al primo cittadino di consegnare entro il 2015 uno studio di fattibilità per arrivare alla ripubblicizzazione. Questa richiesta era stata fatta dai nostri consiglieri comunali già nel 2012, nel 2013 e entro maggio 2014 il sindaco si era preso l'impegno di presentare questo studio di fattibilità, che anche entro il 2015 non è mai arrivato. Ecco, io vorrei dire, visto che il consigliere Colautti ha detto che tanto poi c'è il controllo della società partecipata, ecco, chi vive questa realtà, unici in regione, perché abbiamo visto che da altre parti invece è rimasto sotto controllo pubblico, ha un'altra impressione. Non c'è il controllo della società partecipata. L'idea, quello che vivono i consiglieri comunali in Consiglio Comunale di Trieste, è che sia la società partecipata che controlla il Comune di Trieste. Questo si vive con l'imposizione delle tariffe e con la contrattazione che c'è, con lo sbilanciamento dei poteri. Vorrei dire che è stucchevole anche la presa di posizione che c'è a livello nazionale, a livello regionale, dai rappresentanti di SEL. Mi dispiace che il capogruppo non sia in aula, dove loro esprimono forte perplessità sul progetto di legge regionale, chiedono di ascoltare i sindaci, chiedono di rimandare la legge, chiedono maggiori competenze, cosa condivisa da tutti. Ecco, peccato che il capogruppo di SEL è firmatario della legge. Allora, questo stucchevole teatrino ipocrita, a nostro avviso, deve finire. Noi crediamo che questa proposta di legge calpesta il principio di acqua bene comune. È un provvedimento impreciso, calato dall'alto, poco democratico e incapace di tutelare i singoli territori del Friuli Venezia Giulia. Vorrei dire, sempre riprendendo le parole del capogruppo di SEL, è vero, crea le condizioni per un gestore unico, ci porta in una nuova era con l'H, era Acegas APS.